Buona.
Grazie, sulla fiducia. Quindi salutiamoci, non possiamo anche andare. Grazie per essere qui nonostante il vento. Vi siete portati il plate? Più o meno. Noi siamo in Libertà, come potete vedere non vedo cos'è comprare il pane la mattina. Vi facciamo fare un viaggio di quelle che sono le sue canzoni più famose, ma anche quelle non conosciutissime, che sono quelle che magari un pochino si archiviano perché appunto lo mandate alla radio.
e di cemento, notti di cristallo, solo per appuntamento, semaforo giallo, rotola, scricchiola, anima mia, nonostante tutto, la voglio via, con le città, oggi mi parla, mi cerca, mi toccami, con le città, la notte non mi uccidere, voglio un fuoco da vivere. Grazie! Andiamo più avanti con quello che è il periodo, questo era il 1986. Lei si presenta a Sanremo simulando la gravidanza con un pezzo scritto da Mango e questa è Re. Sei quello che sei, respiro in più verso il cosmico blu. Sostienimi, dolcemente trattienimi, nulla è reale qui, fammi consolare così. Ora così. In mezzo respiro che c'è, io mi ritrovo dentro perduta di te. Dimmi, quello che sei, a te gite, malinconicone, che bello sei, oro giallo di sole ormai, nulla è reale qui, sotto questo cielo così. Grande così, e in mezzo respiro che c'è, io nel mare mi sveglio con te. E in mezzo respiro che c'è, io mi ritrovo dentro perduta di te. Dimmi, mio re, dimmi, mio re, dimmi, mio re.
nostra invece, dopo tanti anni di attesa, perché lei era una pazza schizzata, quindi Sanremo non la voleva nessuno e nessuna manifestazione, nel 2019 si presenta con un brano di Corelli, che è il cantante degli Stadio, e le scrive questa canzone. Si piazza al quarto posto, suscita una polemica allucinante perché, a parte che ha vinto il premio della critica che portava il nome della sorella per la prima volta nella vita, poi è arrivata quarta nonostante il pubblico l'avesse eletta lei vincitrice assoluta di Sanremo. E questa è Cosa ti aspetti da me? C'è qualcosa che non va per essere seduti qui, per dirsi almeno e dire almeno le cose inutili che ti sembra vero solo se doveva andare poi così, che vuoi dare tutto e resti lì. E io ci credevo, sì, ci vuole soltanto una vita per essere un attimo, perché ci credevi, sì, ci vuole soltanto una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi, quello che cerchi tu da me. Che cosa vuoi per me? Che cosa vuoi per te? Cosa ti aspetti quando te? C'è qualcosa che non va e tutto poi finisce qui. Di fare almeno le cose fragili, se quello che più vero è. E va bene così, è facile, resti lì. Io ci credevo, sì, ci vuole soltanto una vita per essere un attimo. E tu ci credevi, sì, ci vuole soltanto una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi, quello che cerchi tu da me. Che cosa vuoi per me? Che cosa vuoi per te? Cosa nascondi dentro di te? Ma io non posso credere che esista un altro amore, che esista un altro amore come te. Ma io non posso credere che esista un altro amore, che esista un altro amore. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti tu da me? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi, quello che cerchi tu da me. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa nascondi dentro di te? Grazie, voi aspettate quelle più conosciute, ma noi prima ci arriviamo gradatamente perché ci sono delle canzoni bellissime come quella che stiamo per farvi ascoltare, che non si fila nessuno, ma solo perché in radio non le passano. Questa è dell'ultimo, anzi del penultimo album che ha fatto, che è Liberté, una delle mie preferite, devo dirlo, tanto che me l'ha tatuata anche sul braccio. Conoscendola poi ho conosciuto Loredana Bertè a maggio, dopo tanti anni che speravo e sognavo questo momento, mi sono fatta tatuare anche l'autografo e ce l'ho sul braccio. Questa è Anima Carbone. Non sono stanca di sbagliare e di bruciare il tempo.
di calpestare ogni morale e poi gettarla via. Se ti ho parato a mio sfavore, dovrà saldare il conto con la mia anima carbone di carne d'anarchia. Se trascino la mia ombra nera è perché io ne vado fiera, cerco ancora senza divisa più nessun padrone, come la vita fosse solamente una partita divertente, perché ogni passo accorcia la distanza, per quanta strada ancora avanza. Tu mi guardi e vedrai come sempre il lato oscuro solamente. Ho paura di cambiare e di restare ancora un edonista radicale, mentre qui non cambia mai. Così trascino la mia ombra scura, che non ha patria né bandiera, somiglio ancora a me. Senza divisa più nessun padrone, come la vita fosse solamente una battuta divertente, perché ogni passo accorcia la distanza, per quanta strada ancora avanza. Ancora. Non sono stanca di cercare o di chiedermi chi è quel volto scuro in fondo al mare, se assomiglia a me. Girano da sotto una sole, senza divisa più nessun valore, come la vita fosse solamente una battuta divertente, ed io fatica senza alcun penso, tenere basso questo vento, perché il mio cuore rimanesse pietra e la mia anima di seta. Grazie. Questa invece, come potete sapere, lei era un pochino pazza, ha avuto tante storie d'amore, più importanti, meno importanti, cantautori, autori, cantanti, tennisti. Arriviamo i tennisti. Usciva accompagnata e si organizzavano le cene, insomma, un pochino private come potevano essere queste, e conosce quello che poi è diventato il suo successivo marito. Lei si è sposata 2 volte. La prima volta è durato penso una settimana. Si è svegliata e dice: ma chi sei? Uno sconosciuto in casa, via. E hanno divorziato. Conosce Borg. Questo era il vero amore della sua vita, perché lei con quest'uomo pensava di crearsi la famiglia che non aveva avuto da ragazzina, perché come sapete, un po' da quello che avete sentito, insomma, dalle TV, ha vissuto un'adolescenza, l'infanzia, insomma, molto difficile, ma non mica perché lei era pazza così a caso, perché purtroppo è il risultato di quello che ha dovuto subire e sopportato all'interno della sua famiglia. Quindi si è formata una corazza e questo ha fatto sì che agli occhi degli altri risultasse un po' stronza. Questo è vero. Quindi è caduta nel baratro della droga, dell'alcol, però con quest'uomo lei pensava di, insomma, trovare la felicità assoluta, farci un figlio. Così non è stato, perché la suocera, in quanto lei non era italiana e non svedese, dice: non sei di sangue blu, quindi non possiamo fare nipoti. Zero. Quindi che succede? Divorziano. Nella sua più totale tristezza e buio assoluto scrive questo pezzo, bellissimo secondo me. Questo era il 1993 e questa è Mi manchi. Prendi a te
non mi chiami mai, mi manchi, quella fortunata, io la donna più invidiata, dicono di me, ma tu già mi manchi. Mi hanno detto che hai un'altra storia, che quando sei con lei poi abbracci e la stringi come stringevi lei quando parlavamo e mi dicevi amo solo te. A cosa serve l'amore se ti spezza il cuore, se fa solo male, se ti fa impazzire, sì, allora. Avrei pensato di chiamarti solo per dirti che mi manchi stanotte, mi manchi, non importa della gente, senza di te non voglio niente, mi manchi stanotte, già mi manchi. Quelle cose che io volevo darti svaniscono nel buio, giù nel buio. Ora che sei andato via, ho chiamato per sentire la tua voce e sei cambiato idea. Devo dire tu mi mancherai, sì mi mancherai e mi mancherai. Ti amo, sì ti amo e ti amo, sì ti amo e ti amo. Grazie. Abbiamo il batterista che fa l'applauso. Allora, 1983, l'album era Jazz. Nella copertina di questo disco lei usciva fuori con i capelli blu elettrico. Non è nuovo il fatto che lei abbia il look col capello blu, ma è proprio vecchissimo. È soltanto un reprise perché lì era a mo' di Ivana Spagna, aveva sta storta di cresta, di cosa, però aveva il cappello blu anche in quell'occasione. Da quest'album abbiamo estrapolato un pezzo che vanta la collaborazione con Ivano Fossati, che anche con questo c'è stata una sorta di storia d'amore, insomma. Anche per questo poi hanno litigato con la sorella Mimì, poi vi racconterò, e Enrico Ruggeri. Non serve presentazione, ve la facciamo sentire. Questo è Il mare d'inverno.
TV e verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango qui sola a cercare un caffè. Il mare d'inverno ha un concetto che il pensiero non considera. E poco moderno è qualcosa che nessuno mai desidera. Belli chiusi, manifesti già schiariti di pubblicità. Macchine tracciano solchi su strade dove la pioggia d'estate non cade. E io che non riesco nemmeno a parlare con te. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a lasciarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così bene. Questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Oh, passerà il freddo e la spiaggia lentamente si colorerà. La radio e il giornale e una musica banale si diffonderà. Nuove avventure, discoteche illuminate, piene di bugie. Verso sera uno strano concerto, un ombrellone che rimane aperto, di tutto che restano vecchi, vissuti di già. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a lasciarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Agita anche me. Questo vento agita anche me. Maestro, però lei non è che può fare le finte così, Allora, prossimo brano, sempre da quello che è il suo penultimo album, Liberté. Questo è il titolo un po' particolare. Diciamo che voleva sembrare un pochino raccontare quello che è un problema della società di oggi.
testo un po' forte, però lei ha avuto, se mi passate il termine, lo permettete, la paraculata di parlare di una cosa molto triste e seria, che possono essere la droga, la violenza sulle ragazze, sulle donne, insomma il femminicidio, tutto quello che ne concerne violenza in generale. Ha messo su una musicata un pochino allegra, quindi distoglie un pochino l'attenzione da quello che è il testo. Poi io invece vi chiederei invece di fare attenzione a sta cosa. Questo si intitola Babilonia. Luce sporca, l'uomo elegante beve, una donna dipinge storta, la sua bocca triste, la sua bocca triste, cantano le sirene nella miele della città, l'acido nelle vene per un'ora di libertà, il buio non esiste, il buio non esiste. Lasci volare ancora, sentire l'acqua che sale alla gola, le stelle luci spente e trovarsi persi ancora a Babilonia, 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 oh Babilonia. Sono penitenti le bestemmie del confessore, c'è chi accende candele incensi, c'è chi ha messo al riparo il cuore da un amore triste, da un amore triste. Era bella come un miraggio, lui era solo una coincidenza, nel buio lumido di un parcheggio, perdere l'anima e l'innocenza, il sole non esiste, il sole non esiste, e ci volare ancora, sentire l'acqua che sale alla gola, le stelle luci spente e trovarsi persi ancora a Babilonia, Babilonia, Babilonia. Da una linea d'ombra guardo la gente passare, risalire dal fondo, provare a respirare e scivolare ancora, sentire l'acqua che sale alla gola, le stelle luci spente, alle miserie degli uomini e le miserie di Dio, scivolare ancora, sentire l'acqua che sale alla gola, le stelle luci spente e trovarsi persi ancora a Babilonia, 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 Babilonia. Grazie Miki, tu sei di parte. Io e te siamo qualcosa tipo 30 anni che non ci vediamo. Io e Michele eravamo compagni di scuola alle scuole medie. Io ero sempre fuori dalla classe, lo devo dire, perché durante l'ora di lezione, specialmente quella di religione, lo devo raccontare, la Lai mi buttava fuori, saltami la porta. Poi arrivava l'altro Lai, che era il vicepreside, quindi erano... Perché? Perché io avevo sempre il quaderno con il mio Walkman, durante l'ora di lezione io stavo sempre scrivendo i testi delle canzoni, vi copiavo dal TV sulle canzoni, mangiavo le noccioline salate e cantavo, quindi ho ripetuto l'anno. Quando eri tu a scuola non c'era il Walkman. Giorgio, sei un bastardo, io te lo voglio dire. Sono un po' attempata, ho 46, però forse era appena uscito il Walkman. Mi ricordo feci la testa così a mia mamma per comprarlo, succhiava batterie, poi quando si stavano per scaricare... Poi c'era il discorso della penna Bic. Tutti a scuola avevamo la penna Bic, mica perché facevano solo quelle, perché ci si arriva il tappo per portare indietro il nastro. Oppure quando se lo mangiava, tu con il tappo della penna Bic riportavi indietro. Se si rompeva lo scotch, che ridete, lo facevate tutti. E per registrarci su il pezzettino della cassetta.
Beh, anche quello. Vecchi ricca adolescenziale. Questo giusto per dire che ci conosciamo una vita, quindi sei di parte. Però grazie. Ecco, vedi, tornando al discorso, non ci sentiamo praticamente mai, però sembra che il tempo non si sia mai fermato, cioè che si sia fermato non sia mai passato così tanto, perché sono, Michela, io posso definirla un'amica, nel senso che quando ci vediamo, ripeto, sembra che non ci siamo mai allontanate, ma qualunque cosa dovesse servirci, sono sicura che lei adesso piange, ma l'hai scritto nel messaggio, quindi ti sto sputtanando davanti a tutti. Siamo le classiche amiche che poi ci conduce alla canzone che sto per farvi sentire, che esistono gli amici, pochi ma ci sono. Invece Loredana Bertè amici non ne aveva proprio. Diciamo che si era fatta terra bruciata, la odiavano tutti, ma perché? Perché lei raccontava, cioè non aveva filtri, non ce li ha tuttora filtri. Alla veneranda età di 72 anni, che compirà adesso a settembre, non ha filtri. Infatti io quando vado ai concerti, noi quando andiamo perché la seguiamo, al gobbo che le suggerisce cosa dire, perché non sia mai questa cosa le parte il cervello, cosa, cioè, è prima lì essere denunciata, arrestata, insomma, incorre in casini allucinanti. Quindi detto ciò, io però l'adoro, è da ragazzina che la seguo, non è che la sono inventata così, dici perché stai seguendo la Bertè e non Laura Pausini? Stica, volevi dire, non l'ho detto, perché poi mi rispecchio, io faccio parte di quella generazione che non ha vissuto un'adolescenza e un'infanzia molto felice, quindi un pochino mi rivesto in quello che sono i suoi testi. Infatti le canzoni che ho scelto oggi, che voglio farvi ascoltare, non sono scelte a caso, in qualche modo mi rappresentano, quindi in qualche modo vi sto raccontando i fatti miei. Se state un po' attenti a quello che dico, vi sto un po' raccontando quello che sono i fatti di casa mia. Ma detto questo, sono così stronza per quello, no? Mi si è formata la corazza e dico, mi diventa amico chi riesce a scalfirla, perché in fondo sono burrosa, ecco. Amici pochi, conoscenti tanti. Questa canzone è una di quelle, amici non ne ho, il titolo di quella che stiamo per farvi ascoltare. Però forse in fondo qualcuno buono ancora esiste. Ve lo faccio sentire. Sono sola a casa mia, che mi faccio compagnia, io che gioco con la mente, che non sono intelligente, me la prendo con la gente, lo fa, amici non ne ho. Io amici non ne ho. Con la foto di Guevara vado a letto la mattina incazzata come prima, spara in cuffia regolare, sono l'internazionale per sognare sul finale. Io amici non ne ho, io amici non ne ho, e non ci sto più a guardare le stelle nel cielo, io non credo più che si vince soltanto col cuore, perché gli amici non ne ho. Quella che non so cantare e che adesso sembra male, quella stampa nazionale mi sui
amici non ne ho, io di amici non ne ho. Sono sola a casa mia, che mi faccio compagnia, gli amici non ne ho. Dai, qualcuno si non si è creato in questi 40 anni. Grazie! Bene, allora, come sapete, chi cavolo voleva cantare con Loredana Bertè? Quindi ogni volta che le si proponeva a Sanremo, lei magari proponeva a qualcuno, no, ma tu sei matta, ma tu sei cocainomane, ma tu qua, ma tu là. Scrive una canzone in 25 versioni diverse, come era suo solito fare, e riesce a convincere la sorella a duettare con lei a Sanremo, nonostante tutte le dicerie, le cose, perché poi anche qui, come dice, è stata una grossa tragedia, insomma, poi sapete il motivo, era stata etichettata la cosa di portasfida, ma questo è un altro discorso. Scrive una canzone e dice: senti cara sorella, dopo che hanno fatto pace però, perché le due, come sapete, molto attaccate sì, perché loro hanno 3 anni di differenza, sono nate lo stesso giorno, il 20 di settembre, a 3 anni di differenza, quindi l'una per l'altra è come se vivessero in simbiosi, no? È come se fossero mamma chioccia, insomma. E quindi dice: vabbè, sai che c'è, tentiamo, facciamoci sto Sanremo insieme. Arrivano ultime, tanto che litigano anche dietro le quinte, perché una canta una versione, una ne canta un'altra. L'orchestra è impazzita e dice: che facciamo? Chi seguiamo? Da questi errori così, tra virgolette, e apparentemente elementari, nasce questo grande successo unico, perché ovviamente per ovvi motivi che conoscete, perché la cara Mimì è scomparsa molto prematuramente, non si potrà più ripetere una situazione come questa, quindi rimane unica nel suo genere. E questa è Stiamo come stiamo. Stiamo come stiamo, mezzanotte nella mano, di qua dancerebbe tanto. Lasciati pensieri e dura, finché dura questa eternità. Stiamo come stiamo, usati di seconda mano, nel cuore un buio totale. L'unico innocente che sorride e per miracoli che fa. Lega questa sera i tuoi bottoni nella giacca, ci pensi ancora a morire. La felicità da quale parte si è nascosta, onda su onda ferma. Stiamo come stiamo, con quel muso d'aeroplano e un braccio rosso di colore, quasi in contropiede da una nuvola di semi-oscurità. Giorni senza scuola, giorni e rabbia che poi vola, insieme pianti di casa. Stiamo rotolando come tanti cuori in gola, in cerca ancora di noi, ma i mari passano, tagliano la notte sopra il mare. C'è una piramide di cielo ancora da scolare, e per soldati di vettura in questo mezzo mondo si permanenza in molta cura, trasformeremo questo amore in sì. Stiamo come stiamo, stiamo come stiamo, mezzanotte nella mano, di qua dal cielo e per canto. Lasciati pensieri e dura, finché dura questa eternità. Sono stati a noi le terre di speranza, ma non c'è strada migliore.
la felicità da quale parte si è nascosta, onda su onda verrà, vai a fare in pace, non tagliano, la notte sopra il mare, c'è una piramide di cielo, ancora da scolare, per quei soldati di vettura, in questo metro quadro si attraversi molto dura, lo sfammeremo questo amore quasi, stiamo come stiamo, tagliando la notte sopra il mare, e quelle stelle sulla testa nascondono le onde sugli occhi, restiamo appesi con lo sguardo, e questi tanti sono vero, come stiamo, come stiamo, come stiamo. Grazie. Abbiamo il nostro batterista che è in goduria totale, che è Giorgio. Perché ero molto tempo senza... Allora, prossima canzone, anche qui lei ha giocato un po' da Susa. Diciamo che dopo un lungo periodo di terapia e di recupero da tutto quello che era il suo periodo più buio, quando dicono ma perché la Bertè è matta? Avete ragione, lei era pazza, però un artista a 360 gradi ti piace, come il matrimonio, nella buona e nella cattiva sorte, salute e malattie, quello che ne concerne. Stessa cosa quando tu ti affezioni a un artista di questo calibro. Secondo me il consiglio è andare a vedere ogni cantante, perché veramente lo si rivaluta, giuro, perché io vabbè, sognavo di andarla a vedere dal vivo e ci sono riuscita. Sono andata a Verona per la prima volta e l'ho vista lì, ho pianto tutto il concerto, mi porto dietro Daniele. L'abbiamo vista a Roma l'ultima volta il 20 maggio, io ero la quinta volta che la vedevo, ha pianto tutto il concerto. Quindi un motivo ci sarà. Che succede? Acqua? La fontana, la pompa? Ok. Dicevo, lei di tutte le sue brutte storie, è proprio vero che un artista scrive le migliori canzoni, i migliori testi quando racconta delle sue esperienze peggiori. Quella che stiamo per farvi ascoltare è un'altra di queste, dove vede Mia Martini ancora protagonista, perché però non in duetto canoro, la vede protagonista perché quando il papà di Loredana e di Mia, loro sono 4 sorelle, ne hanno una più grande e una più piccola, loro sono quelle al centro. Si discuteva in casa, il papà era un professore, credo di latino, di matematica, non so, era molto severo, a parte tutto quello che si diceva che è verissimo, perché io ho letto un libro che lei ha scritto e racconta nel dettaglio tutto quello che subivano a casa, non sto qui a raccontare, ma è tutto vero. Quindi lei di quell'infanzia infelice e della sorella che la proteggeva e la voleva portare da un ambiente familiare disastrato, a partire dalla mamma che si era anche venduta alla loro casa, tanto che quando tornarono dalla prima tournée che fecero insieme ci trovarono i ragazzi di colore pensando fossero i giardinieri. Non è vero niente, la mamma aveva venduto la casa all'ambasciata africana, quindi quelle si sono ritrovate senza casa, obbligate a vivere in macchina per un breve periodo. A parte questo, dice: come posso raccontare senza farmi vedere dalla gente quello che ancora ho vissuto in quel periodo della mia infanzia, anche perché c'era la sorella maggiore che ogni volta diceva: ma non è vero, ma stai inventando, ma qui, ma lì, perché era l'unica che faceva le parti al padre. Quindi questa canzone nasce da quello. Andavano a Luna Park, lei la portava a Luna Park, avevano 5-7 anni, questa storia è durata per 5 anni forse, dove addirittura sono diventate le speaker, sapete quelli che dicono: ragazzi, inserisci il gettone, tira la leva, le giostre, insomma, scendi dallo scalino. Ecco, facevano questa cosa e mettevano la musica nelle giostre, partite, eccetera, eccetera. E questo è Maledetto Luna Park. Come occhi da bambina e le scarpe in cielo, è tutto nuovo, è tutto nuovo.
vai, via di qua, che non mi diverto. Si va giù, si va che si va. Ma Luna Park, cazzo non l'aspetto. Da bambino in questo mondo alieno è tutto nuovo, tra fantasmi in gomma piuma, anime in vetrina, il tuo veleno troppo buono. Dammi un bacio che sia, che l'amore non si avanza, egoista oppure giusta, chi lo sa. Nella casa degli specchi siamo tutti un po' bruciati, così vogliamo credere che dice è tutto una vai, questo maledetto una vai, che fa, che non mi diverto. Si va giù, si va che si va, ma Luna vai, passo il tuo commento. Si va giù, si va dove non si tocca, perché il tempo ne canega e ho già rotto i miei collati. Si va su, si va giù, una vecchia filastrocca, Cenerentola in carrozza e l'alba arriverà. Si spegne Luna vai, questo maledetto Luna vai, che fa, che non mi diverto. Si va su, si va giù, si va che si va. Luna vai, tanto non l'aspetto. Tanto non l'aspetto. Adesso arriva la mia croce. Non ridete, potete andare via per 4 minuti e tornare? No, lo dico così. Intanto la canto. Ecco, giusto per infierire, giusto per mettere il sale sulla ferita, dice, sai Cindy che facciamo? Mettiamo sta canzone, giusto per ammazzare una grande artista, visto che l'abbiamo nominata nella vita di Loredana Bertè, lei era sempre presente, quindi perché non fare una canzone di Mia Martini? Sti cacchi però, dico, una più facile non si poteva? No, proprio questa. Quindi Simone, che è il nostro chitarrista. Posso dire una cosa? No, vabbè, se dovevamo riempire il repertorio, mancava una canzone e ho detto fai questa. Non è vero, ma non è vero, perché ne abbiamo archiviato tante altre, non è perché siamo stronzo. Non è assolutamente vero. Però diciamo che mi mette in grossa difficoltà, sia emotivamente che vocalmente, per varie vicissitudini che poi vi racconterò, perché il mio chitarrista pensa che io faccia Katia Ricciarelli, che con questa voce dovevo che fare, insomma che fumato un sigaro posso fare mai questa canzone. Vabbè, proviamo a farvela sentire. Qualunque sbaglio è prettamente voluto. No, vabbè. Ci proviamo, almeno tu nell'universo. Sai, la gente strana prima si odia poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità poi mentirà lui senza serietà, come fosse niente. Sai, la gente è matta, forse troppo soddisfatta, segue il mondo ciecamente, quando la moda
cambia, lei pure cambia continuamente, scioccamente. Tu che sei diverso, almeno tu un punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo. No, non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più, di più, di più, di più. Sai, la gente sola, come può lei si consola per non far sì che la mia mente si perda in congetture, paure inutilmente, poi per niente. Tu che sei diverso, almeno tu sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei diverso, almeno tu non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero, davvero, davvero. Tu, maestro, che sei diverso, almeno tu nell'universo. Non cambierai, dimmi te, che sempre sarai sincero e che mi amerai davvero, 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 davvero di più. 45 come dice? Manuela, ce l'hai fatta? Incredibile. No, l'ha fatto Daniele Raputo. Vorrei far notare che è difficile per tutti. Questo pezzo è difficile per tutti quando in tonale originale, specialmente se poi il mio chitarrista dice sai che c'è un problema, dobbiamo tirarla su di tonalità. Ok, quindi cioè neanche Mattia Bazzar. È colpa tua. È colpa tua. Io posso suonare e poi qui non ci sono più tasti, cioè non fa. E quindi abbiamo dovuto fare questa cosa, però vabbè dai, l'abbiamo fatta. Pensate che questa canzone nel 1974 la scrisse Bruno Lauzi, la propose addirittura, sempre parlo di Almeno tu l'universo, non ve l'ho detto prima, però è una cosa molto simpatica, la propose a Paola Turci, che fortunatamente ha disdegnato e non l'ha presa, perché fate Paola Turci che canta Almeno tu l'universo contro Mia Martini che conoscete, insomma, anche no. E Paola Turci, anche lei grande artista, però diamo a Cesare quel che è di Cesare. E quindi dopo 10 anni dice, sai cara Mimì, visto che tu arrivi da un periodo così brutto dove ti hanno etichettato come la porta sfiga, perché alla fine di un suo concerto nel 78
3 dei suoi musicisti viaggiarono nella stessa macchina al viaggio di rientro, ebbero un incidente stradale, 2 dei quali ci lasciarono la vita. E quindi la gente, sapete come funziona? Funziona per noi, nel nostro piccolo, potete immaginare con artisti di quel calibro. E quindi l'hanno etichettata così, non la volevano più da nessuna parte, però, come si suol dire, esiste l'accozzo. Oramai si va avanti anche per conoscenze, sapete come funziona per tutte le cose. Quell'anno, fortunatamente, nell'86, ci fu come direttore artistico Renato Zero, che come sapete erano il trio lescano, diciamo, erano culo e camicia, insomma, erano molto amici, tanto che nel periodo più brutto della vita di Mimì, lui se la portò a casa, visse a casa sua, insomma, mangiava, dormiva, si lavava, lei non aveva un quattrino. Questa canzone invece poi l'ha fatta tornare alla ribalta, tanto che poi la sua morte così improvvisa è stata anche strana, perché aveva di lì a poco altre 60 date, 60 concerti già programmati, e quindi poi ecco cosa combina la cattiveria della gente, ammazza le persone. Detto ciò, periodo brutto, da uno brutto a un altro più brutto, dite, ma tutte queste cose strane, tutte queste cose infelici, era così sciagurata, che vi devo dire? La prossima canzone, come tutte le altre, ma questa in particolar modo, direte voi, minchia, ma questa parla basta, no, ve la voglio raccontare, perché io quando vado ai concerti mi piace conoscere il vissuto dell'artista, perché se vado lì e ascolto solo le canzoni, dico, mi metto il disco, chi se ne frega, me l'ascolto a casa, chiudo gli occhi e me lo immagino. Invece quando tu vai ai concerti, l'artista si racconta e quindi dici, ah, cavolo, colleghi, no? E poi dici, ah, ecco perché ha fatto così, ecco perché ha fatto così. Questa è un'altra di quelle canzoni che non è arrivata ultima, più ultima che ultima a Sanremo. È secondo me uno dei capolavori della musica italiana, che lei ha scritto quando è morta la sorella. La prima volta che ho sentito sto pezzo dico, ma che cavolo, ma cosa è uno schifo sta cosa, ma giuro, proprio ve lo giuro con tutto il cuore ve lo dico, io questa canzone proprio dicevo, non la capivo. Poi cosa è successo? Mi è capitata la cosa più brutta che penso possa capitare nella vita di una persona. 2 anni fa ho perso mia mamma. Ho perso mia mamma e quindi ho detto, porca miseria, adesso ho capito la tristezza e la sofferenza delle parole di Loredana Bertè in quel pezzo, è perché non tutti l'hanno capita. Fortunatamente non tutti passano un periodo così brutto, però la perdita di una persona a te cara ti fa capire, ti fa toccare il fondo, ma più di lì non puoi andare, quindi puoi solo che risalire. Lei per fortuna non ha dato colpi di testa, diciamo che ha tentato il suicidio, ci è andata vicina ma non l'ha fatto, perché probabilmente nella bilancia della vita ha valutato il fatto di vivere, anzi di sopravvivere, perché nella società in cui ci troviamo purtroppo bisogna sopravvivere e arrangiarsi, e tirare fuori le cosiddette palle. Lei l'ha fatto, se ne è fregata proprio le scatole, ma l'inverosimile è arrivata ultima, ma chi se ne frega? Però questa canzone secondo me ci fa capire un sacco di cose. Questa è Luna. Vaffanculo Luna, da quella fregatura, da quella notte senza fortuna, da quanto tempo Luna, è come stare fuori, chissà che fine ha fatto lei. È quel bastardo che vorrei. Da quanto tempo Luna ho perso la misura, ho seppellito pure il cuore. Che fine ho fatto anch'io? Mi sono detta addio, addio. Così sola
fortuna, non c'è più l'infinito, è stato già spartito privato. Luna. Che fine ha fatto Dio? Che mi abbia detto addio, in queste notti luna, in cerca di altri fuori. Che fine ha fatto Dio? Che fine, che fine ha fatto Dio? Grazie. Vabbè dai, allora tiriamo a posto gli animi, dice basta, sì, ma sei anche tu disastrata in questa maniera? Eh sì, io sono la prima di 7 figli, potete capire che cacchio posso aver passato, sono l'unica femmina, ho 7 fratelli maschi, voglio dire. Una croce in manna, poi c'era anche mio padre, cioè, puoi capire che voglio dire, ce li ho ancora tutti, mia mamma è diventata un angelo, mio padre è ancora morto, però se Dio avesse scelto il genitore, l'altro è una cattiveria, però ho i miei motivi, diciamo che lui è ancora vivo. Allora fa lo spiritoso, perché poi mi rattristo e quindi lui fa lo spiritoso, vigile del fuoco, ma devi finire, perché però ma devi smettere, porca miseria. Sei in ferie e sei bianco come il latte, ma si può sapere queste cose, ma che? Sei in ferie e fai altro a casa, fai le commissioni anche tu con tua moglie? Ci sta, non è che... Allora, questo vestito così non è il mio abito da sposa, e sapete che io mi sono sposata vestita di rosso. Questo me lo sono fatto fare apposta, perché lei con questa canzone si presentò al Festival Bar vestita con l'abito da sposa. Anche lei però non si è sposata in bianco, si è sposata vestita di rosso. Ora che mi ricordo, capito, vedi là, si è sposata lei prima. Poteva spiegarmi che almeno non sarei rimasta a combattere con divorzi, figlio, maggiore, cioè, tutto io, di tutto e di più. Però ho già dato, ho capito un sacco di cose. C'è chi è fortunato, c'è chi invece non è fortunato, quindi mi sono tenuta al figlio che adoro e il papà. Quindi, detto ciò, 1982 saliva al Festival di Bar con questo vestito bianco da sposa e cantava "Non sono una signora". Infatti sto tornando signorina. A 46 anni, signorina un po' di caldo però, non signorina di te. C'è una novità, io mi volevo fidanzare con te. Dietro il giorno, adesso si usa il fidanzato giovane. No? Ok. È il male del giorno. Ho pochi chilometri a sud del mio ritorno. Ciao, siamo in diretta. Del mio buongiorno. Non vola planare. Ecco che posso. Non c'è di questa carrettera, di questa vita galera, non voglio chiamare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro, ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una pittura.
che vorrebbe inseguire il vento, ma che non ce la fa. Oh, ma che brutta fatica. Cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. Non vola banale per essere ricordati qui, per non saper volare. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una per tutte stelle della vita. Non sono una signora, ma una per tutte quella non è mai finita. Non sono una signora, una con troppi segni nella vita. Oh no, oh no. Non sono una signora, una con troppi segni nella vita. Non sono una signora, ma una per tutte quella non è mai finita. Non sono una signora, una con troppi segni nella vita. Ma vedete con chi devo andare in giro io? Cioè, voi guardate il batterista. Se voi lo vedete al supermercato, per caso, uno dice questo, ma chi è? E invece lui dice io sono Giorgio Del Rio. Suono la batteria da quando sono nato. Quasi. Allora, oggi sono felice perché di solito noi abbiamo un altro batterista, lo dobbiamo dire, anzi lo voglio salutare, Ciao Antonello. Oggi non è potuto essere qui con noi e quindi abbiamo egregiamente, no, non perché è morto, no, stava. Adesso perché mi suggerite queste cose che io poi parto, lo vedi che ha il colore da c'è quella sorta di, cioè sento le cose io ripeto, ieri la stessa cosa, tu mi suggerivi le cose, ma perché? Mi hai fatto dire Stroga, ma perché? Lo so, ma non mi dovevo rovinare la piazza, magari trovavo. No, Giorgio Del Rio, diciamola tutta, è il nostro vecchio titolare della band. Poi, siccome lui è molto gettonato, a noi ci mandava sempre a cagare, non lo trovavamo mai. Dice, invece sì, ma adesso ti faccio la vergogna. Giorgio, sei libero? No, sono al Timiama. Giorgio, sei libero? No, sono al Fort Village. Giorgio. No. Io ti voglio bene, ti adoro, lo sai, però... Detto questo, io vi farei sentire direttamente questa qui. Allora, quando lei era un po' in senno con la testa, un po' ci capiva con i suoi neuroni, anzi ne aveva uno che era anche svarionato, però da giovane, voi sapete che Loredana Bertè non ha iniziato come cantante, lei ha iniziato come ballerina. Lei faceva parte delle... non mi ricordo come si chiama, farfalline, qualcosa del genere, di Don Lurio. Don Lurio era a quel periodo il coreografo di, come si chiama la cantante basso? Rita Pavone. Vedi che sei anziana. Lo so, ma io infatti l'ho detto, che sono anziana. Però lei, insieme a Renato Zero, facevano parte della compagnia di ballo di Don Lurio e partirono a fare una tournée con Rita Pavone, loro ballavano. Ha iniziato a cantare per caso, però quando inizia la rida, ma siete... Non posso dire che siete... Sono in diretta? No, non sono in diretta. Scusate per le parolacce, ma voi non capite cosa succede dietro di qui. Ma dovete finire, per favore. Dicevo, lei ha iniziato come ballerina. In uno dei suoi tanti viaggi, cosa fa? Aveva un fisicone, cioè se voi la ricordate quando era giovane, era una stra figa. Parte in Giamaica, segue il corteo di gente. Questo è un po' come facciamo tutti. Se c'è molta gente in Piazza Ieni, andiamo tutti in Piazza Ieni. Se c'è molta gente al Poetto, siamo pecore, andiamo tutti al Poetto. Lei ha fatto la stessa cosa, io faccio uguale. Se vedo un ristorante che non c'è nessuno, vado dritta. Io dico, c'è qualche problema, entro dove c'è gente. L'ha fatto anche lei. Segue questo corteo dove arriva in una sorta di stadio, di arena, di non so cosa fosse, e chi incontra? Bob Marley.
Positive vibration, yeah. Giuro che non beve, non si droga, è così di natura. Ma ti immagini tu in motocicletta con questi capelli, cioè veramente. Gli ho detto: Giorgio, guidi tu oggi per andare là? No, io guido solo la moto. Ah, ok, va bene. E quindi ho guidato io il furgone. A parte questo, conosce Bob Marley, sente il reggae, infatti lei può vantare la maternità di aver portato il reggae per la prima volta in Italia. Vede la Vezzi e dice: senti caro, si è comprata tutta la discografia di Bob Marley, gliela spiattella sul piatto, ovviamente un reggae fatto all'italiana, perché ho capito non è che in Italia si sapesse cosa fosse il reggae, è arrivato un po' così, però lei è stata la prima. E tira fuori questa canzone. Sta canzone arriva, maestro. È La Luna bussò. Alle porte del buio, fammi entrare, lui rispose di no. E la luna bussò dove c'era il silenzio, ma una voce sbagliata disse: non è più tempo. Devo stare a casa. Quindi spalancò le finestre del vento e se ne andò a cercare un po' qualche cosa da fare, dopo aver pianto un po' per un altro no, che le disse il mare, che le disse il mare. E la luna bussò su due occhiali da sole, quello sguardo non si accorse di lei, e allora provò ad un party in piscina, senza invito non entra nemmeno la luna, quindi rotolo su champagne e cambiale se ne andò a cercare un po' più in là qualche cosa da fare, dopo aver pianto un po' per un altro no di un cameriere. E allora giù, quasi per caso, più vicino al marciapiedi, dove vedo quel che vedi. E allora giù, senza bussare, la vicina di un bambino per potersi addormentare. E allora giù, parlaci amore, come un lusso la fortuna, c'è bisogno della luna, bisogno della luna, bisogno della luna.
La prossima è sempre di Chiarina come canzone, però forse magari un po' meno conosciuta. Pensate che nella copertina di questo disco, io tra l'altro ce li ho tutti dal 1974 che non c'ero ancora, però sono arrivata nel 76. La copertina la vede vestita da suora, cioè proprio un paradosso. Lei nella copertina di questo disco è vestita da suora. Questa è Per i tuoi occhi. Era solo acqua fresca, Per i tuoi occhi ancora ho visto un po' d'azzurro nella vita mia, le stelle giù in pianura che ci faranno mai, eppure se ti segue la scena lo fa. Per i tuoi occhi ancora, quante volte ho chiesto scusa, e sono andata via, però l'ho fatto. La notte come vola, con te sul Monte Bianco, a fare l'amore in stereofonia. Per i tuoi occhi cambia la luna, per i tuoi occhi sono assassina, per i tuoi occhi canto stasera. Girare come una volata ad una parte, un ago nella gola, ma innamorata come ai tempi della scuola. Per i tuoi occhi cambia la luna, per i tuoi occhi sono assassina, per i tuoi occhi e ti voglio che storia senza tempi gira poco, la fortuna e brucia fuori di celare, brucia se quando ritorno si va. Per i tuoi occhi ancora. Ma che difficile suonare, cioè lei la faceva proprio suonata sta cosa. Grazie. Allora, siamo arrivati a quella che è un'altra famosa, forse conosciutissima a voi 5 di tutte queste che vi abbiamo fatto sentire. La prossima era del 1980. O qualcuno che sta tirando i capelli, non capisco. Tutto a posto che a quarto, sì, no, anche io abito a quarto, ma cioè, sento presenza, sto iniziando a impazzire. Mario
Lavezzi scrive un altro grande successo di Loredana Bertè. L'hanno cantata in miliardi di persone, in miliardi di versioni. Tra l'altro questa canzone lei ha anche duettato in un concerto con Renato Zero. Infatti noi proviamo di farvela sentire a modo nostro. E questa è In alto mare. Un amore grande che peschiamo nella fantasia, pietre verdi di Bahia, al limone della follia, e ci ritroviamo in alto mare, per con la sull'onda che ti butta giù, e poi ti scaglia verso blu, per respirare. Che la terra spunterà, è normale sia così, perché noi viviamo qui tra i rumori di una via, tra piloti in farmacia, medica in ideologia, e non possiamo starci in alto mare, per poi lasciarsi andare sull'onda che ti butta giù, e poi ti scaglia verso blu, e respirare in alto mare, come non c'è da mangiare, piuttosto che tornare giù, perché se non si vola più, e respirare in alto mare, come gli uccelli da mangiare, piuttosto che tornare giù, perché se non si vola più. Siamo già al giro di boa, così potete andare a casa tranquilli e dormire. Dite no, questi non dategli a sentire, non commentate cose strane perché poi ci rimango male. Lo dico. A parte il per carità che ho letto oggi sulla pagina, ma perché non capisco? Per carità. Per carità mi hanno scritto, vabbè. Succede, lo fa. Allora, 1976, storia d'amore con Panatta, torniamo un po' indietro. Durata poco perché poi gli ha dato un calcio nel sedere e dice tu sei esaurita, ti piace essere accerchiata dagli uomini, ti piace, vabbè, lui che con le donne non è che fosse da meno, però per questa cosa poi lei è sempre questo povero disgraziato di Mario Lavezzi. Pensate che mi è capitato di assistere a una cosa, gli ha spaccato una chitarra in testa, cioè è fuori di me
quando vanno a prenderla all'aeroporto perché è un concerto, se ha qualche spazzola che la dà in testa all'autista, cioè è schizzata. La Vezzi si è beccato una chitarrata in testa. Però le ha scritto un grosso successo di quel periodo, che descrive un po' quello che è stata la storia d'amore, seppur breve, con Panatta. Anche perché tra i due ho visto da poco una cosa in TV, è rimasto un rapporto abbastanza amichevole, abbastanza d'affetto, nonostante lui abbia una compagna, lei vabbè, lasciamo stare. Cosa ride? Meschina, ma camminando sembra bradico, ma l'hai vista, poverina, mi fa una pena. Detto ciò, 1976 la Vezzi scrive questa canzone che era Sei bellissima. A me, ma nessuno l'ha scritta una canzone d'amore. Le terminatori della casetta della posta, sì, giuro. Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno e lo scaldava a fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio e se cercavo di essere seria per lui ero solo un pagliaccio. A letto mi diceva sempre non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente e ripensavo ai primi tempi, a quando ero innocente, a quando avevo dei capelli, la luce rossa dei coralli, quando ambiziosa come nessuna mi specchiavo nella luna e l'obbligavo a dirmi sempre. Aspetta, i preliminari ci sono. Subito così. Sei bellissima. Con calma si ottiene tutto. Sei bellissima. Accecato d'amore mi stava a guardare. Vai maestro, incazzati. Sei bellissima. Sei bellissima. Mi stava a guardare. Sei bellissima. Sei bellissima. Se pesco che un giorno ho detto che il tempo è un gran dottore, lo leggo un sasso stretto stretto, poi lo butto in fondo al mare. Sono passati buoni, un paio d'anni di stagioni, ho avuto un paio di avventure, giuro, niente di particolare, ma io uscivo a cercarti nelle strade fra la gente. Mi sembrava di voltarmi e all'improvviso vederti nuovamente e mi sembra di sentire ancora. Sei bellissima. Sei bellissima. Accecato d'amore mi stava a guardare. Sei bellissima. Sei bellissima.
Simone Pini alla chitarra. Sei bellissima. Giorgio, quando ti agiti ti si scompigliano i capelli. Vedi chi non ce li ha invece. Allora, vai dallo stesso parrucchiere del mio fidanzato. Te lo voglio dire. È più comodo quel taglio. Allora, mi sa che con quest'ultima canzone noi vi salutiamo. Questa è una di quelle che dici, come mai la Verde c'è sto pezzo? Allora, diciamola tutta, questa si faceva, i più grossi successi erano correlati alle storie d'amore e poi subito dopo veniva un grande successo. Con la sorella litigarono perché? Perché si contendevano lo stesso uomo, quindi parlo di Ivano Fossati, il quale dopo, non so di chi fosse innamorato, non ho capito niente, perché una dice di uno, uno dice dell'altro, non si capisce, sta di fatto che andava con tutti e due. Doveva essere il discorso Bertè che piaceva a Ivano Fossati. Comunque, si becca la Bertè, le propone due canzoni. Le propone La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Maestro, non le devi partire. Ti parte il piede così in automatico, Giorgio? Ok. Il look mi piace, mi sembra figlio dei fiori, si è fermato agli anni 70. Le propone la mia banda suona il rock e lei non accetta. Vabbè, che ci volete fare? Questo suona, no? Ti parte il dito sulla cosa. Suonala adesso, dai. Non ce l'abbiamo, sta cosa non è preparata, vedi con la fine. Dobbiamo fare una cover band di Ivano Fossati solo per fare questo. Ma scusa, improvvisiamola, tanto ormai la figura. Poi togliere a dire. Allora, volevo dirvi che la prossima canzone non l'abbiamo provata. No, lo dico in diretta per evitare il figura. Qui, vai, improntala, vediamo cosa. Non so la tonalità, come viene via, tanto c'è il maestro qua. C'è il Grillo Canterino che. Se non battete le mani non gliela faccio finire però. La mia banda suona il rock, tutto il resto è l'occorrenza. Sappiamo bene che per noi fare tutta un'esigenza. È un rock bambino, soltanto provativo. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. Come il passato, con un carico di frutta. Eravamo alla stazione sì, ma camminavamo tutti. Per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì mi seguiva la sua chimera. Non pensaci, non ancora, e non pensaci, no, aspetta, per favore basta. Per favore basta. Grazie. Questa non è una persona che... Tu però non puoi fare queste cose in diretta, che io, cioè, ho una famiglia a casa, un figlio, quello già non viene a sentirmi che a 18 anni si vergogna, pensa se essere... Allora, tornando a noi, Ivano Fossati le propone questo pezzo, che non rifacciamo, altrimenti a quello, non vi dico il titolo, altrimenti a quello mi riparte il dito, e poi questa che vi stiamo per far sentire, che è dedicato. Quindi, questo risale al periodo di quando con la sorella cantavano gli stornelli nei ristoranti romani, la Mimì suonava la chitarra e lei che cantava. Maestro, tutto a posto, cosa ho fatto? No, siccome io non realizzo tutto ok. Cosa succede? Siamo così, noi ormai siamo di che siamo tra. Che c'è? Sto parlando col bassista. Io che so, mi guardi, tu mi guardi, non fa bene. Ciao a tutti, ciao, buonasera, ciao. Vedi, senti quello. Lo fa. Questo è la dedicato! Vi vogliamo salutare, veramente grazie di cuore, pochi ma buoni, grazie di essere stati qui nonostante il vento, nonostante le intemperie, sembra che proprio la sfiga ci rincorresse per non fare sta serata, ma ci siamo riusciti,
posto, magari anche in giro. Se andate sulla pagina, magari ci trovate di là. E allora, ai suonatori impapallati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché, io ve lo chiedo, ai dimenticati, ai preferiti e anche per te. A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più, a chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre giù. Altro giro! La fiera dedicata a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicata a cattivi che poi così cattivi non sono mai, e ti fanno passare poco poi non ti gioca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce non si butta giù ai miei pensieri come lo ieri e anche per me. E questo tipo di canzone non può mica finire qui, manca giusto un'emozione dedicato alla mano. Che sia così, ai miei pensieri, a come lo ieri e anche per me, ai miei pensieri, a come lo ieri e anche per me. Io voglio approfittare, a parte per ringraziarvi ancora, per ringraziare il centro servizi, il patrocino di Quattro Sant'Elena, che ci ha permesso di essere qui stasera al Comune di Quattro. Ciao, grazie! Grazie davvero! I baci fanno sempre piacere. Detto ciò, questo lo posso ascoltare. Io volevo presentarvi questa banda di scalmanati. Guarda, sta a vedere che fanno da quel signore senza capelli. Io ho sempre desiderato di fare una cosa, giuro. Tu continua a suonare, vai, non vi fermate. È un mio desiderio da ragazzina sta cosa. Porca miseria, mi sembra la pelle dei Botticelli, ma che è? Ma... No, vabbè. Mi porta l'angelo per questa cosa. Giorgio, non vuoi visto? Alla batteria! Special guest per noi! Solo per noi stasera! Giorgio Del Rio! Dai, non vuoi visto, È del Fu. Visto che siamo partiti con la ritmica, vi presento il nostro ingegnere. Ingegnere, no, mica uno scherzo. Che cos'è? Rock and roll, sa? Bellissimo. Guarda, no, io non lo posso guardare, non si può vedere. Meno male che hai girato la coda perché se vedi già al basso! Lello Falchi! Ingegnere. E niente. Alla chitarra elettrica! Simone Febri! Decide sotto, non sto scherzando. Questo è quando sogni la notte sempre di sole. Si vuole vedere la chitarra. Poi invece abbiamo colui
lui che è il più calmo. Allora, voi l'avete mai visto scomporsi? No, allora io e Cavalletta, devo dire che non sto zitta niente. Quello è impazzito. Lui diciamo che siamo il diavolo è l'acqua santa, immaginate che il diavolo è l'acqua santa. E poi c'è Bibo. Bibo tutto ok. Bibo, vuoi la pizza? Hai set. Poi dice, hai problemi col boss? Ti chiamo lui. Il nostro tastieraio, il pianolista, come si suol dire, ha le tastiere. Viva Piazza! Dai, che devo fare sudare. Mi piace perché mi tengono da quello che dico, capito? Dice, se tu non parli, io non posso. Poi quando prima vi dicevo, amici non ne ho, conoscenti tanti. In effetti è vero, amici ne ho molto pochi, conoscenti mi dice, vedo la gente pensare, ma tu sei, poi si usa file ghinisesi. Che non glielo spiego. Poi gli dici il cognome, no, il soprannome sì. Per soprannome si conoscono tutti, per cognome non si conosce nessuno, io non lo so. Poi vabbè, io ho cambiato vari paesi, città, Pirri, cioè, ho girato 50, le scuole medie non fai capire, i Spingas, no, cioè, signor Gianni, te lo ricordi, parlando al Charleston. E poi volevo anche essere promossa, ma dove? Vabbè. Andavamo in gita, vicino a chi si volevano sedere alla sottoscritta, io ero il Jolly, io ero il pagliaccio della situazione. Detto ciò, dicevo, amici fratelli sì, che non frequento perché ho scelto di non frequentarli, me li hanno imposti obbligatoriamente, i familiari così succede, non è che te li scegli, però dici, non li frequento, però me li sono scelti, e lui è uno di quelli, fratello per scelta, come farei senza di te, veramente lo dico, Daniele Pontu! Una volta nella vita! Però l'applauso più forte bisogna farlo. Non fatemi fare figura del cavolo perché Dai, non dai, parla. No, perché questa cosa finisce in diretta web. Quindi se voi non fate l'applauso. l'applauso, io ci faccio una figura del. L'applauso più forte è per la nostra Loredana Sarda che è Io sono Manu City, grazie! Noi siamo